Ciao amici del TG, oggi mi trovo con Mario Beretta. Benvenuto mister. Grazie mille, buongiorno a tutti. Essendo il responsabile tecnico del settore giovanile, quanto conta avere un vivaio e quali sono i punti di forza del Cagliari Calcio? Avere il vivaio conta moltissimo naturalmente, al di là di quelle che sono le regole che ci impongono di fare un certo numero di squadre, però è molto importante soprattutto in questo momento storico del calcio italiano, è sempre stato importante, ancora di più adesso. Per quanto riguarda il Cagliari Calcio abbiamo intrapreso nuove metodologie di lavoro, con la nuova proprietà abbiamo cominciato a fare un certo tipo di percorso che in questi 2 anni, ormai che sta finendo il secondo anno, ci ha dato grandi soddisfazioni sotto l'aspetto sia organizzativo che tecnico. Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, ovviamente dobbiamo ancora fare molto perché il percorso nel settore giovanile è un percorso molto lungo, ci vuole molta pazienza, però siamo felici di quello che stiamo facendo perché abbiamo intrapreso questa strada con una nuova filosofia su cui vorremmo costruire un nostro modello come Cagliari Calcio. C'è un nome da tenere sott'occhio? Ma di nomi ce ne sono parecchi. In questo momento mi preme sottolineare il fatto che un nostro giocatore Biancu, classe 2000 Under 17, sta disputando la prima partita dei campionati europei Under 17, quindi per noi è una grande soddisfazione. Un ragazzo che già ha giocato in prima squadra in Coppa Italia, che è stato in panchina 3 o 4 volte, quindi insomma indubbiamente una soddisfazione per il ragazzo e anche per noi. Lei conosce bene la struttura del Geo Village, essendo il Cagliari Calcio partnership con l'Olbia. È una struttura che può fare sinonimo con la parola sport. Come giudica le strutture che mette a disposizione il Geo Village? Indubbiamente conosco bene il Geo Village perché spesso vengo appunto per vedere un po' quelli che sono alcuni ragazzi tra l'altro che abbiamo qua ad Olbia. Indubbiamente è una struttura veramente molto bella, e non parlo solo di aspetti calcistici perché comunque qua c'è un palazzetto molto bello, ci sono campi da tennis, piscina, insomma c'è veramente una varietà di impianti sportivi che serve praticamente non solo Olbia ma diciamo tutta la zona della Gallura. Quindi indubbiamente bisogna fare i complimenti a chi lo sta gestendo e a chi ha pensato questo tipo di villaggio sportivo. Mister, la ringraziamo e la salutiamo. Grazie, un saluto a tutti. Io sono Roberta e questo è il TG.